Un carico di richieste che l'INPS del Veneto è riuscita a smaltire senza ritardi è il bilancio dell'Istituto di Previdenza dopo il lavoro svolto nei mesi dell'emergenza, nonostante quelli che il direttore Antonio Pone chiama numeri impressionanti. Sono numeri impressionanti perché sono numeri multipli rispetto agli anni precedenti anche di decine di volte, soprattutto per quanto riguarda l'assegno ordinario del Fondo di solidarietà. Parliamo di 25-30 volte le domande pervenute l'anno scorso. Complessivamente noi abbiamo fatto pagamenti diretti in Veneto a lavoratori per oltre 350.000 lavoratori. Dalle richieste delle tipologie di ammortizzatori è in qualche modo possibile scattare una foto della situazione economica in questa fase. Da un lato il settore manifatturiero in ripresa, a dimostrarlo, spiega il direttore dell'INPS, le domande di cassa integrazione ordinaria che la settimana scorsa erano state 3.231, in calo rispetto alle settimane precedenti. Ad aumentare, stando alle stime di Antonio Pone, potrebbe essere il ricorso all'assegno ordinario del Fondo Solidarietà che interessa il settore turistico, così come quello della cassa integrazione in deroga, stando ai dati riferiti sempre alla scorsa settimana. Ha fatto registrare 4.441 domande in Veneto, più dell'ordinaria, ecco, giusto per dare un segnale. Mi aspetto che questi due ammortizzatori siano molto richiesti perché sono richiesti in particolare dai settori che probabilmente sentiranno ancora la crisi e sono i settori legati al turismo. Intanto, oltre 2 milioni di veneti possessori del PIN e INPS dal 1 ottobre sono interessati al passaggio allo SPID, percorso che si concluderà esattamente tra un anno e che vedrà tutte le credenziali di accesso digitale riunite in un unico codice. Ci dovrà essere un'unica identità digitale per il cittadino con la quale si possa accedere indifferenziatamente a tutti i servizi di tutte le pubbliche amministrazioni